Buonasera. Stasera metteremo in scena questa farsa, La Tenta. Questa farsa è stata ispirata a un racconto tratto da L'Ucunto dei Conti di Giambattista Basile, che è probabilmente uno dei più grandi ispiratori di autori come i fratelli Grimm e così via, e quindi è iscrivibile senz'altro a una letteratura europea, anche se è un napoletano del Seicento. Questa tenta, questo racconto, diciamo così, non è un vero e proprio racconto, diciamo che è un'egloga. Ora l'egloga si differenzia dal racconto perché ha uno sfondo morale, perché diciamo non avviene con una trama precisa, ma generalmente avviene in un dialogo. E l'egloga, Giambattista Basile, si situava alla fine di ogni giornata, perché il suo libro è come il Decamerone, sono 5 giornate, ogni giornata sono 10 racconti e alla fine di ogni giornata c'è un'egloga. Alla fine della seconda giornata c'è questa egloga, la tenta che in napoletano del Seicento vuol dire la tintura. Ora la tintura diventa una metafora dove le parole si cambiano, dove i fatti si cambiano, le situazioni si cambiano appunto con questa tintura. E quindi di qui avviene l'ironia, avviene il grottesco, così come è caratteristico delle farse. Le farse si caratterizzano perché i loro personaggi, perché le situazioni sono grottesche, però non sono al di fuori della realtà. Diciamo che il grottesco è una caratterizzazione, però non è spinto fino alla irrealtà, quindi è tutto quanto all'interno della realtà. Si opera su questa metafora e quindi da questa metafora vengono ironie, sarcasmi e così via. Questa farsa è stata anche pensata in maniera un po' originale. Ve ne accorgerete tra poco, non vi dico in che consiste questa originalità, tanto ve ne accorgerete. Diciamo soltanto che si può considerare come una farsa dentro una farsa. Buon divertimento! Scusate, sono uscito da donna. Uno un poco più alto di me, incredibile. Mica lo conosci. Non conosco nessuno. Insomma, noi ogni martedì ci vorremmo alla cantina di Sasà, l'amico nostro, perché ogni domenica facciamo una rappresentazione per tirare su il locale. Io martedì prendo un po' di tempo. Io ogni martedì una volta lei dice, ci vediamo un caffè mezz'ora prima, mica la mezz'ora, un altro copione. E chi lo ha da volta fumando la sigaretta, ma mi ha dato un appuntamento mezz'ora prima, su 10 minuti quasi. Insomma, te lo facendo È un po' agitata. no, ma che è agitata? Mi ha fatto venire mezz'ora prima, e tu sai che tengo solo martedì. Se ti ho fatto venire mezz'ora prima, un motivo c'è, una ragione c'è sta. Tu quando lo dici così è perché vuoi a cantina di Sasà, ci sta il concettino mezz'ora prima, io Sasà è geloso. Sasà è geloso, però guarda che stavolta il concettino non c'entra, e poi niente, Marchio, il concettino
vero che fa la cameriera stasera, però stasera è alla nostra pari perché è anche la nostra attrice. Perciò tu dicevi, perciò ti dico- perciò tu dicevi, fai vitananziria stasera e facciamo un guaio. perciò ti dico che il Congettini non c'entra, basta. Diciamo che la cosa... Ma non fai un cavolo, diciamo. Ma è partito. C'è sempre, Come dice? c'è sempre. Ah, pure a me. Sì, tu non ti preoccupare, c'è sempre. Sì, ma come dice, perché mi hai fatto venire mezz'ora? Però io ho pensato una cosa troppo, una cosa che può cambiare. Il governo nostro da così a così. È una idea che mi è venuta e adesso ve la comunico. Tu per esempio hai portato copio? I canni. Voi. Però, ma... O vuoi te? Come? Anzi, Anda tu. ci sto Guarda voi. che ma... Vuoi te? Allora, noi in base a quest'idea che ho pensato, faremo una recita a soggetto. Cioè, c'è proprio soggetto. Meglio, una recita a soggetto, una recita basata su un fatto che tutti quanti noi conosciamo, ognuno di noi, stiamo a sentire, No, ti sto per sentire. ognuno di noi assume un ruolo e recita spontaneamente, un po' come la commedia dell'arte. Ah, dell'arto. Poi azienda me, Matteo. Adesso andiamo alla cantina di Sasà, là c'è sta pure il Congettini e poi qua di sì. tu fai una cosa. Spiegami un modo me, così una volta. Ecco, ne amballaggia ricevuto. Una volta tanto mi fai fare una bella fine. Mi fai cina femmina, Non curioso, è un perché... è troppo che così, no? Eh. Mi porto, non mi fate... Ma vogliamo, facciamo una cosa, Me lo mo va a vita da piedici una cosa, Siamo stiamo girato tu da lì, vengono per un minuto e ti fanno perché stiamo io faccio fare, dai, e poi come cazzo sei? Andiamo bella. Oggi è giornata di chiusura e fra poco vengono a trovarci da Donna e Marchionne per le prove dello spettacolo di sabato. Congetti, voglio fare bella figura. Certo, Sabato per le gente è importante. certo che la facciamo una bella figura. Che la donna è brava, non vi preoccupate. Sì, ma non esagerare, Congetti, state a posto vostro. Il già diciamo esuberante. Esuberante. Signor Sasà, ma ne vogliamo fare una bella rappresentazione, o no? Non l'avesse mai detta. Guardate, Congetti, voi dovete stare attenti. E la gente parla. E dovete trovare un bravo giovane con una certa cultura, una sistemazione. Per esempio, lo vedete questo vocale? È ben avviato e potreste... A destaccare, saccio, me l'avete già detto che potesse fare padrone, che voi sapete da via tutto, che voi avete fatto il liceo, che potesse fare signore. già, ma voi è niente tutto questo. Signor Sasà, non fa arrabbiare, io lo voglio bene, voi mi trattate poco, ma l'amore è nata così. E poi, signor Sasà, mi voglio divertire ancora. Concettina, ma almeno promettetemi che ci pensate. Vabbè, ci penso. Buonasera, buonasera. Buonasera. Che bella compagnia che tiene Sasà. Signorina Concettina, siete uno splendore. Grazie, signor Statonno, ricambio. Buonasera. Sasa, buonasera. Buonasera. Grazie a voi, signorina. Statonno. Che lo sai, No, ma che fa questa valigia? Che ci va? Come ci va? Ci sei? Come ci sei? Ci sei? Guarda, Sasa, ma ha voluto vicino manca a me. Sasà, mi ci prego. Ah, ma se pure un coppo di lavoro. Sasà, ma dai, sempre vicino al Congettino, beh. E chi lo sa, pure quando venimo a casa, tu pure un bicchiere di vino, che poi non c'è sta ancora, sta sempre Non lo posso la torta. Vai, venuta, no, andiamo a sette, facciamoci un bicchiere di vino. Ah, su facile. E come? Concettina, per cortesia, io da pigliare una bottiglia di vino. Va bene, signor Sasà. Fate presto, signorina. Va bene. Vai.
una cosa troppo importante che non mai chiede, mai chiede. Che sono venuto a fare? Pasca. E non sapevi che i giornali chiusi. E poi stiamo a provare un spettacolo. Ma fa un spettacolo sabato. Però poi mi è venuto a mente. Io penso che Pasquale si possa dire uno spettacolo esatto, si possa stare una completata per me. Tanto, ma sei sicuro? Tanto. Sono sicuro, Ecco quel vino. bravo. originalmente ho io, signorina Concetti, la vostra presenza illumina questo locale. Signori, i vostri occhi. Sei cucciolo. Signori, ascoltate il cane e sentite pure voi che siete figliati dalla setta. Mi vengo a soversare, sai, pigliate qua. E sentite pure voi che Tanto spazio. come Niente. signori, ascoltate il cane. Ma che sta succedendo? Sta succedendo, ma che la sa. Vedi, Concetti, ascoltate anche voi, anche la nostra che tu spettacolo esatto, io ho pensato che ci potessi proprio servire, perché secondo me ci stanno poi 2 o 3 canzoncelle e pure poche musiche. Tu che ne pensi? Caspita, mi piace Oh, io Sì, facciamo così, a me canzone mi piacciono assai. Vabbè. Pasca però ti devi impegnare. Io voglio fare una bella figura. Levate il buon nome del mio locale. Bravo, mi sono contenta e brava stasera. Ma poi la pesca. E allora facci sentire qualcosa. faccio ogni Ti mettiamo alla prova per ripetere donne e ti sicuro. ogni dubbio. Sì, sta voce sceda intanutata mentre da stringo sposo tuo vicina state scedata si vostra scedata ma fa vedere che ormai suona china non dici che fa spia perché non può sbagliare sta voce mia è la stessa voce quando tutte e due scornusa già parlavamo buio. Brava. Sì, perfetto, non faccio esattamente. Bravo. Allora, Scusate, non voglio usare, ma scusate. Grazie. Siete stato vi dicevo, Pasqua, mo gente per tu, poi parliamo prima. Perché un spettacolo oggi pensate una cosa troppo importante, voglio dire, è una cosa che sapete come mi è venuta a mente sto fatto? No. Sapete come? Mi è venuta. Non è che non è facile, devo trovare le parole. No. Tanto, dici, Tanto in che si tratta? Totigli il tempo, adesso Tatorno ce lo dice. vabbè, vai. Allora, passando vicino alla cantina di Gennarina, A cantina in generale. un amico di Sasa. un concorrente di Sasà, ma Sasà non ti preoccupare, non ci sono preso dai, ci sono passato solo vicino. Dicevo, passando vicino alla cantina di Gennarina, ho visto un pittore che lo stava pittando una parete e pittava una vigna con lungo. Sto pittore usava una tinta che era così bella
così vera che a mano che pittava sta parete, che la parete che era sporca e bisunta, quei pareva che stava andando a campagna. Mi sono impressionato, pareva che lui la poteva toccare. E sapete che mi è venuto a me? Che alla testa, mi sono talmente impressionato che anche pensate che alla testa sa dare o prima avanti e o prima Senta, Tano, ma sta frescheggia in narina che hai puntata, che c'entra con lo spettacolo che mi fa? Ma che è la crescita? Quando non fa caldo. Ah, È una pittura un po' povera, non c'è più. ah. Dato, ma tu volessi lagnare cantina? Oh, e no! Signor Sasà, facciamo anche noi un bel rinfresco sulla parete. non troppo vi facete e arriviamo subito. Andiamo al gruppo. Vi dicevo che dopo questo fatto che ho visto, ha già pensato che alla tenda sa darà o prima avanti o prima posta. Una volta tu dice, fammi capire, ma stai in E con culla. piacere. Adesso vi provo che latte per di tu è roba da signore. Con questo l'uomo cambia e te lo compra. Che tu tieni un coglio al cuore, o ti inizia lo piede, con la tenda copre ogni definita. I signori. Ma guarda. Ma quando mai i signori l'hanno usata la tenda? E i signori non si sporcano con la tenda. Voglio po', allora facciamoci un bicchiere di vino. Comunque ci vogliono. E statemi a sentire, ma sentitemi un po', Faccia la salute. Verità, c'è sta un traditore votato, un giudeo che una vallina, una che non tiene un grammo di coraggio, un cuore di pullicino, sempre pauroso, che la vermenare, che la cacarella in corpo, la fa paura pure l'ombra sola. Se uno guarda storto fanno un quarto di vita, se una dominaccia la manca la parola e la venati a re. Ma se usa questa nobile tenda, la gente lo considera una persona prudente, lo sa, non mi dà bene, se fai fatte su, è tranquillo, è quiete, e a così, non un'india, a prendere una volpa. Ma senti, tu mi hai parlato tra la via che noi dovevamo fare una rappresentazione con un soggetto. Assolutamente. Come sono? Un soggetto che senza copione, un ruolo che davi come facevamo spontaneo, no? Insomma, come di l'atto. Dell'arte, Matteo, dell'arte. E come? Ma io mo copiò. Ma la partita. Hai dato copiò. La partita vabbè, tu mi hai fatto un discorso interessante, però noi abbiamo fatto che dovevamo mettere in scena. O fa il tuo cugino prevede con la uccello che trasetta andare a chiesa, lo sappiamo tutto qua. Poi che ma mettere in scena. O fare la poesia del cavallo e del cedro, lo sappiamo tutto qua. Sì. E ma mettere in scena. E sono fatti che sappiamo. Che sappiamo? O fatti in nero, o fatti in nero, o fatti il povero disgraziato che fu licenziato perché e quindi mi spiegate e mi convinto pure, ma voi sto fatto la tenda, che cazzo, E mi però, in tutti i fatti che hai detto Marchio, no? Si usa una tenda, anzi, più tende. Ogni personaggio al momento della rappresentazione si tegne e ogni fatto, parola e persona diventa una parola. Voglio dire, occupiamo e ho fatto che noi tutti conosciamo e a te. cioè vorrei dire che il governo nostro è
tuo cugino prima di andare a chiesa tra sette l'uccelletto e Adi. Cioè, un cervo, un cavallo, un falco e Adi. Oh, un nerone, un falco e Adi. Ah, un povero licenziato che puoi chiamare, puoi licenziare e Adi. Bravo, bravo. Capito? Vide per esempio, no, ci sta, non mi temere, ecco, fa mettere due piedi in una scarpa ogni capolione e taglia fuoco, non fa mai non passa a rete e sta circa morta, e non corri, ma se li passa che sta dentro, la gente lo considera un insolente, un dissoso, non irragionevole, uno che provoca pure il pretravi, insomma, non degno di rispetto è considerato non pericoloso. Cioè, tu dici che questa dente non cade sotto e diventa una volta, non coraggioso e diventa un pericolo pubblico. Ma allora sta tenda si usa pure per le parole. Così la miseria può diventare ricchezza. La fatica può scomparire e può diventare lavoro meglio. La morte, vita, l'amore, odio. La fama può diventare virtù. Cioè se una cosa si tegna e parole si tegnano perché la cosa cagna come cagnano le parole. Esattamente. Vedi che anche voi cominciate a capire l'importanza di usare questa tecnica. Perciò mi fate una mezzo E allora giusto. questo è il momento di rappresentare un primo fatto. Un fatto. E tuo cugino, prego. E Adi. No, allora, Questa cantina messaggio per i fedeli. adesso si tegna di una tenda speciale. Si tegna da chiesa. Vabbè. E allora servono gli oggetti da chiesa. O confessionale, Professionale. un altare, il seggio per i fedeli. Ecco Allora, qua le il seggio per i serve fedeli. Mettiamo un confessionale. Allora, mettiamo un confessionale. Questo è il confessionale. Confessionale. Aspetta un po', fallo diventare altare. Caro, non mi dico mai. Va buono. Va bene così. No. Messaggio per... Allora, qua ci sta una sedia qui. Pasquale. Allora, qua ci sta una vetrata, là ci sta una finestra, là c'è una cappella, là c'è l'altare, là c'è il confessionale. Qui ci sono le sedie per i fedeli. Ci mancano i fedeli. E come a me? E io penso che capo da sta cantina, quattro amici perché ci serve. Questo è loro che passa. Due maschiette, due Passano bambini. sacchi. Quanti amici li dobbiamo trovare? Adesso ci conoscono tutti, forse non sai conosciuti, andiamo a quattro amici. Allora, che è? Due maschi a fare una femminuccia, un maschietto, prego. Ci serve un altro maschietto soltanto. Un maschietto, no, un maschietto. Prego, due femminucce. Maschietto. Buonasera. Ecco se Prego. Buonasera. Voi tutti conoscete Sasà, che lui è è una prova per lo spettacolo che mi fa domenica al locale di Sasà dove siete invitati come attori. Grazie Marchio. Grazie Marchio. Vabbè. Allora, i fedeli stiamo là. Sasà, tu che sei sì che auto, fa un candelabro, Sasà. Un candelabro, Sasà, ma te metto un po' all'altare. Sai di coppa all'altare. Signorina Concettiana, dimmi una candela. Appicciate le... e portate la Sasà. Aspettate un pochino.
già sta candela. Non mi metto. Mio Sasa, mandami la cannella. Sasa un atteggiamento più austero, la candela, prende sta candela, faccio vedere un po'. Dai, Se poi ce n'è più parole. Vabbè, Sasa, va bene così. Va perfetto, va bene, perfetto. Su. Oh, Aspetta, adesso. Sasa, poi voi sapete lo fate, al momento opportuno, faccio pure io. Marchio, tu fallo uscire, È morto. metti sotto sta finestra e fallo uscire. Com'è così? Come lo fa? Fai sentire, fai un po' con l'uccello, fai. Chip, chip, chip. Più sentimento. Va bene, signorina Concettina, mettetevi insieme ai Federici, così anche voi fate la festa, eh? Ecco qua, signorina. Allora, voi siete i Federici, quindi un atteggiamento composto, quindi signorina Concettina, mettete voi un atteggiamento composto da chiesa e poi state pregando, per cui le mani congiunte, e mi raccomando, consegna. Pascal, tu sei una musichetta, sta a sentire un po'. Va bene, Pascal. Allora quando ti dico parti, tu parti. Pascal. Quando dico parti, tu parti. Quando? Sì. Io mi sono portato questi paramenti perché poi li mettiamo qua, vicino al confessionale, perché io faccio un po' il narratore, poi al momento opportuno farò il prete. Lì sabato ci saranno i nostri spettatori e quindi ragazzi siamo pronti? Siamo pronti. Siamo pronti? Vai, vai. Faceva caldo. È un povero uccelletto, ferito dalla pioggia, un maschietto, a dove riposare l'ala offesa, troppa la finestra aperta alla chiesa. Dalle tendine del confessionale o padre con cugini della vita l'animale, ma pressato dal ministero urgente, rimase intento a confessare la gente. Mentre i fedeli tutti a sedere dicevano composti le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo pigliai ora e se lo mettette dietro. Intanto un cinguettio ruppe il silenzio. A quel rumore il ruolo abbandonò di confessore, scuro in viso, peggio della pece, praticò un pulpito e poi fece. Fratelli, chi ha un uccello per sapere? Esca fuori dal tempio del Signore. In verità, Alzatevi maschietti. in verità. Capille qui e cercò di correggersi. Sedete tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire.
proprio tanto in agitazione, però cercò di correggersi ulteriormente. Sbagliate ancora, siete tutte quante figlie amate, e io non volevo dire quello che voi pensate, e dopo venite a confessare. Ecco quello che ho detto, torno a dire: solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo, non ci sia sorpresa, solo a chi l'uccello ha preso in chiesa. Senti, ma che dice queste parole? È monaca. E col volto pieno di rosture lasciarono la casa del Signore. Il prete aumentò l'agitazione. A questo punto lui tentò di mantenersi calmo, ma chiese un aiuto di Dio. O Santa Vergine, fatemi la grazia se potete. E poi dico, piano piano, si alzi soltanto, si ha l'uccello in mano. Ah, sto guardando, in totale confusione. E poi, grazie per la collaborazione. Siete essenziati. Avevo il team a posto. Oh, che dice il datore? Ce lo Pascal. Allietaci con una bella la cupoletta che mi si era stata, ma si scampagnata per tuleta, come un papà da fare. Come fa l'americano, americano, siete meglio papà, come vivere alla moda, a sedere in whisky e soda, o siete di sopra. A ballo rock and roll, un gioco appeso al volley, hai torto per camel, chi devi dare la posetta di mamma tua fa l'americano, americano, assinati in Italia, senza me non ci sta niente, ok napolitano. È bravo, proprio. Non ne ha, adesso funziona proprio. La ballo che non, tu non mi ha preso voi, ma hai soltanto per camel, chi devi dare la posetta di mamma tua fa l'americano, americano, assinati in Italia, senza me non ci sta niente, ok napolitano, tu puoi fare l'americano, tu puoi fare l'americano. Da dove sei una cosa? È bravo, no, è bravo. Però è vero, questa tenda, una persona può venire così, eppure un fatto si può interpretare. Una l'uccelletta trasetta da chiesa. Siete niente. E in capo la gente a domandare un'altra cosa. Il mio cugino prego passare qua. A proposito, ma non c'è la rosa. Poi calma, Me l'hanno scordata. era rimasto cavolo, signori. È bellina. Per affezionare. Non posso pigliare. Potrei rifiutare una così gentile richiesta. Voglio, Signori, è tutto vostro. Grazie. andiamo.
adesso mi ha donato pure Pasquale, sa sta vedendo cosa. Facciamo che Pasquale, non ti preoccupare. Bevuto un po' di vino. Facciamo alla salute. Alla salute. Salute. Perché non passiamo alla seconda rappresentazione, al secondo episodio? Sì, però, tengo un languorino di stomaco. Con l'angolino di stomaco. Ma qua beviamo soltanto. Signorina Concettina, andate in cucina a prendere 2 taralli di campo. Ah, oh, va bene, signor Sasà. Signorina Concettina, a me tra l'altro non piace un cavolo, io sto pizza. Guarda. E buttato pure un po' che vino, ma che sta per me? Un pocherino. È un vino nuovo. Ehi, ci capite, raccontate Va bene, signor Sasà. Serve altro? non ci serve niente più. Oh, però che ci No, infatti che Luca Valle tu dicevi. Diceva che in effetti noi potremmo pure mettere in scena, insomma. però No, non c'è bisogno perché i personaggi, se ci ricordiamo, sono 3 personaggi. Il cavallo, il cielo e l'uomo. O cavallo, o circa e l'uomo. hai ragione. Quindi sempre. Vabbè, E poi ci può Pasquale che ci fa Sì, Pasquale. un'introduzione musicale e anche un intermezzo musicale. Pasquale, tu che ne dici? Sei sempre d'accordo? Allora, aiuto. Via, non arriverà mai. Allora come Allora questa cantina che prima si è tenuta in chiesa adesso si segna di campo di Evra. Un campo di Evra alta e rigogliosa. Evra alta e rigogliosa. Scusa, posso domandare una cosa, giusto per la scena. Noi sabato il pubblico lo teniamo là. Esatto. No? Quindi noi la scena la prendiamo di là.